quando si parla di coprogettazione significa mettere insieme, no? Croce Verde Padova, faccio una digressione personale, è un IPAB, pensate, è un ente pubblico ancora, in cui convivono 1000 volontari, una struttura che ha la forma del pubblico, è un'impresa sociale e quindi veramente al suo interno si fa coprogettazione, con fatica, però potrei anche solo parlare per mezz'ora di questa coprogettazione che si fa all'interno. Comunque, allora vi condivido il mio schermo. Qua. Vedete? Sì. Benissimo. Allora, brevemente vorrei dare solo un quadro rispetto al codice del terzo settore, perché il codice del terzo settore si è preoccupato effettivamente anche di regolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. E quello di cui ci occupiamo oggi è principalmente l'articolo 55, poi faremo anche un accenno all'articolo 56. Vedete che il codice esordisce con una previsione di partenariato e protocolli di intesa tra le pubbliche amministrazioni e le reti associative, questa nuova figura. Poi ha questo articolo 55 che studieremo oggi sul coinvolgimento degli ETS, poi fornisce con riferimento alle sole organizzazioni di volontariato, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, lo strumento della convenzione che già qui chi fa volontariato e promozione sociale conosce bene. Poi ha un articolo particolare sul trasporto sanitario di emergenza e urgenza, questo ha derivazioni europee perché espressamente le direttive europee appalti prevedono anche delle forme dirette di affidamento. Poi ci sono delle norme sul Fondo Sociale Europeo e poi ci sono delle norme, anche queste da tenere in considerazione in un'ottica di coprogettazione, sulla possibilità dell'ente pubblico a vari livelli di assegnare immobili, beni mobili, beni immobili agli ETS a determinate condizioni e per determinate finalità. E poi c'è un articolo di chiusura, il 93,4, che è una sorta di compito della pubblica amministrazione anche in ambito di progettazione, quindi all'esito della progettazione, quando la progettazione si esegue, di monitorare, insomma di verificare quelli che sono gli esiti del servizio che si è affidato agli ETS. Vediamo questo fondamentale articolo 55. Eccolo qua. Questo è l'antipasto rispetto alla coprogettazione. Allora, dice che le amministrazioni pubbliche, tutte quelle indicate dall'articolo 2 del testo, dell'articolo 1 del testo unico sugli enti locali, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti nei settori di attività di cui all'articolo 5. Allora, intanto andiamo a vedere quali sono le pubbliche amministrazioni. Qui abbiamo, credo che ci ascoltano molti comuni, probabilmente, non lo so, qualche azienda sanitaria, ma in ogni caso, cari ETS, caro volontariato, care cooperative, sappiate che tutti questi enti pubblici hanno, scusate, a tutti questi enti pubblici hanno la possibilità, mi viene da dire anche l'opportunità di coinvolgervi e di coprogrammare e coprogettare. E qual è l'oggetto? Siccome si dice che il coinvolgimento avviene su tutti i settori di interesse generale, sulle attività di interesse generale degli ETS, andiamoceli a vedere, cioè possono partecipare e devono essere coinvolti, quindi anche la procedura di coprogrammazione e di coprogettazione riguarda teoricamente tutte le attività declinate dall'articolo 5 del codice del terzo settore come proprie degli ETS,
quindi abbiamo i nostri interventi e servizi sociali della 328 del 2000, abbiamo la disabilità, abbiamo il dopo di noi, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, la tutela ambientale, il patrimonio culturale, e queste sono, diciamo, le previsioni che conoscete bene. È un lungo elenco, quello dell'articolo 5, che comprende quasi la totalità, anzi diciamo la totalità delle attività che svolgono gli enti del terzo settore, o perlomeno per essere iscritti al RUNTS, al registro unico del terzo settore, è necessario, ma anche sufficiente dal punto di vista dell'oggetto dell'attività, di quello che metto all'articolo 2 del mio statuto, lo svolgimento di queste attività. E qui vi potete un po' riconoscere tutti, e anche gli enti pubblici possono pensare, prendendo questo articolo, ovviamente nel rispetto delle competenze comunali, regionali, provinciali e sanitarie, possono pensare: ma quali soggetti posso coinvolgere nell'organizzazione dei miei servizi in relazione a tutte queste attività che mi sono proprie e semi-sono-proprie? E poi c'è l'articolo 56 sul convenzionamento, lo cito adesso perché forse qui c'è una limitazione. Dice che le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le ODV e la PS, iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS, ovviamente usufruiscono di questo beneficio tutte le associazioni che sono iscritte nei registri del volontariato e della promozione sociale, quando ancora il RUNTS non era stato istituito, sta per essere istituito, e possono stipulare convenzioni per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Allora qua si discute se queste attività o servizi sociali generali che consentono il convenzionamento, non il convenzionamento diretto, perché è sempre necessaria una selezione riservata alle ODV e alla PS, però il convenzionamento a determinate condizioni, se è possibile in relazione a tutte le attività dell'articolo 5, oppure solo a quelle attività che presentano un particolare carattere sociale. Il parere del Consiglio, questo restringimento, questa limitazione è stata richiesta dal Consiglio di Stato nel parere che ha reso sul testo del codice del terzo settore, però vi devo dire che la dottrina e anche io penso che in realtà è corretto che queste convenzioni riguardino tutte le attività di cui all'articolo 5, perché innanzitutto hanno il carattere della gratuità e quindi secondo me devono essere estese a tutti gli oggetti. E qua abbiamo gli attori. Questi sono gli attori principali anche della coprogettazione e del coinvolgimento. Qui vi riconoscete un po' tutti, c'è qualche ente nuovo, qualche ente ovviamente che opera da tempo, e ognuno con le sue peculiarità. E la sfida della coprogettazione, della coprogrammazione, della coprogettazione è quella di far dialogare questi soggetti con la loro storia, ma anche con le loro caratteristiche attuali, perché lo sappiamo benissimo che le cooperative sociali sono molto spesso state create come evoluzione rispetto a un comitato o un'associazione che ha operato per anni e poi si è trasformata in impresa sociale. Quindi ogni realtà può pensare a quella che è la sua origine e anche diciamo coprogettare con soggetti che rappresentano quello che era o sarà. Per la pubblica, continuiamo con l'articolo 55. Si dice, ma il grosso problema è capire se la coprogettazione è compatibile con, può derogare ai principi pro-concorrenziali delle direttive comunitarie e del codice dei contratti pubblici, e si pensa che la pubblica amministrazione sia completamente libera forse nel coprogettare e coprogrammare. In realtà è già l'articolo 55 del codice del terzo settore che dice che la pubblica amministrazione nel coinvolgere gli enti del terzo settore deve operare come una buona amministrazione, e questi sono i principi di buona amministrazione che ogni amministratore pubblico, ogni dirigente pubblico
conosce bene, tra cui vi è il primo, il principio di sussidiarietà, cioè la condivisione dell'esercizio di pubbliche funzioni. Vado veloce perché ho tante cose da dire. Beh, guardiamolo questo articolo 118 della Costituzione, appunto dice che lo Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Vedete, l'interesse generale ritorna sulla base del principio di sussidiarietà. Allora, qui c'è un riferimento ai singoli e associati. Sarebbe interessante capire dal punto di vista della coprogettazione cosa vuol dire. La coprogettazione si fa con gli enti del terzo settore, però c'è anche una forma di volontariato dei comitati, dei singoli cittadini che sta nascendo soprattutto in epoca Covid, e di cui va valutato bene la potenzialità e l'ammissibilità. Beh, vi ho citato quella sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le famose sentenze Spezzatino e Casta, perché queste riguardavano l'affidamento del servizio di trasporto di urgenza ed emergenza da parte di un'azienda ligure, e qui è stata la prima chiave di volta, perché la Corte di Giustizia qui ha detto che qualora vi siano delle ragioni motivate da principi di universalità, solidarietà, efficienza economica, adeguatezza e condizioni di equilibrio economico, il principio di sussidiarietà, cioè il fatto che i cittadini di quel territorio partecipino attivamente alla costruzione del welfare e alla realizzazione di servizi per la cittadinanza di quel territorio, è coperto dal principio costituzionale. Certo, poi in questo caso la Corte di Giustizia ha detto la condizione base perché questo avvenga è che il servizio non presenti alcun carattere di corrispettivo, di economicità, e questo lo vedremo dopo. Questa è la sentenza della Corte Costituzionale, e non ve la passo avanti perché tutti la conosciamo, ma questi passaggi sono riportati perché volevo evidenziare il fatto che la Corte Costituzionale dice che la coprogettazione è una fase di un procedimento complesso, e questa è la chiave di volta, cioè la pubblica amministrazione ragiona per procedimenti amministrativi, e anche la coprogettazione, se vuole tenere, deve ragionare sotto questo profilo, un procedimento al quale partecipano vari soggetti. Andiamo avanti sempre con l'articolo 55 e arriviamo al nucleo della questione. Allora, questo è molto interessante. Allora, come si realizza questa partecipazione degli ETS? Attraverso questi tre strumenti, dice il codice del terzo settore: la coprogrammazione, la coprogettazione e l'accreditamento, posti in essere nel rispetto dei principi della 241 e delle norme che disciplinano specifici provvedimenti, in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona. Quindi sono questi, secondo il codice del terzo settore, i meccanismi fondamentali. Allora, e qui dal punto di vista del procedimento amministrativo, la legge 241 è la legge sul procedimento amministrativo, e vedete che non è che la pubblica amministrazione non sia vincolata, perché la sua azione insieme a quella degli ETS è regolata per esempio dal principio di imparzialità, cioè il fatto che tutti i soggetti siano valutati e siano coinvolti secondo criteri predeterminati e uguali per tutti, il principio di pubblicità e trasparenza, il fatto che la coprogettazione debba iniziare comunque attraverso un pubblico avviso aperto a chiunque voglia partecipare, un onere di motivazione che è molto penetrante in questi casi perché deve dare conto di un procedimento sui generis, l'esistenza di un responsabile del procedimento, cioè di una figura all'interno dell'amministrazione che ha la responsabilità della gestione del procedimento, e l'assenza di conflitto di interessi. Questo lo vediamo dopo. Questa è una cosa che le pubbliche amministrazioni conoscono già bene, perché nella vigenza della 328 e sulla base dell'articolo 11 della 241 ci sono state varie esperienze di accordi procedimentali in ambito sociosanitario, e quindi di un procedimento che ha portato all'assegnazione di un servizio o allo svolgimento di un progetto attraverso un procedimento amministrativo. Arriviamo alla programmazione sociale di zona. Ecco, secondo il codice del terzo settore è lì che si fa innanzitutto coprogrammazione.
Qui vi cito, per quanto non so quanti veneti ci siano e quanti invece dalle altre regioni, effettivamente la Regione Veneto nelle linee guida per i piani di zona 2020-2022, quelle fatte ancora in periodo pre-Covid, ha espressamente citato l'attivazione di processi partecipativi ai sensi del codice del terzo settore e questo riferimento è anche inserito nelle linee guida per il piano di zona straordinario, questo per i 10 mesi del 2021, improntato proprio alla emergenza Covid e all'individuazione di specifici interventi in questo settore. Vado avanti perché questo è solo un riferimento. Diciamo che le previsioni della coprogettazione in questi documenti esiste, ma va concretizzata. Qual è il problema? Beh, il problema della coprogrammazione e della coprogettazione è che non è descritto alcuno specifico procedimento. Questo può essere un bene, può essere un male. Non è del tutto chiaro in base a quali elementi requisiti la PA può evitare la gara. Come la pubblica amministrazione può essere sicura che facendo un avviso di coprogettazione non subisce delle iniziative legali o delle diffide? Non c'è un obbligo della pubblica amministrazione di coprogettare, è qualcosa che si costruisce insieme. Non è del tutto chiaro come si fa quando le risorse sono limitate, quando si deve scegliere o quando non ci si mette d'accordo. Cosa ci aiuta il codice dei contratti pubblici? Beh, il decreto semplificazioni ha espressamente inserito all'articolo 30,8 il fatto che per quanto riguarda le procedure, le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, si applicano disposizioni di cui ha la legge 241 del 90. E qui arriviamo al nocciolo della questione. Vogliamo competere o vogliamo collaborare? Beh, se vogliamo competere utilizziamo il codice dei contratti pubblici. Se vogliamo cooperare usiamo il codice del terzo settore. Queste sono tutta una serie di vantaggi, di aspetti negativi della competizione che ho riassunto qua, che potrete andarvi a leggere più tardi, che enfatizzano come la competizione, anche cioè la prospettiva di gara, conduce a degli atteggiamenti che non creano sempre e comunque, anzi, valore sociale e valore per gli stessi soggetti partecipanti. Invece c'è collaborazione se la logica reale della pubblica amministrazione non è competitiva, se si fa insieme sia la lettura del bisogno sia la definizione delle modalità di intervento, se c'è continuità tra definizione degli interventi e gestione, se l'esito non è l'individuazione di un soggetto a scapito di altri, ma la definizione di un assetto complessivo a cui più soggetti collaborano. Davide, sì? C'è la finestrella nera di HP che a volte blocca la visione. Scusa. No, niente. Qualcuno ce lo segnala, magari non riesce a vedere bene. Ok. E arriviamo ai due strumenti. Coprogrammazione. Per coprogrammazione il codice del terzo settore dice che è l'individuazione preventiva dei bisogni da soddisfare attraverso un'analisi storica, una proiezione sui bisogni futuri e le azioni per situazioni di emergenza, interventi a tal fine necessarie, modalità, risorse disponibili e risultati raggiunti dei cambiamenti necessari. Allora qui ci si deve domandare: la coprogrammazione è necessaria? È un'attività solo della pubblica amministrazione? Qui c'è chi discute. Nell'ambito del piano di zona, se si ragiona nell'ambito di piano di zona, l'attività è condotta dalla pubblica amministrazione, dalle amministrazioni comunali e dai distretti delle USL, però quanto più la partecipazione degli enti del terzo settore è favorita, tanto più la coprogrammazione sarà un qualcosa che nasce anche dal basso e viene condivisa. Quale procedimento in concreto? Qui in questa slide ho cercato di suddividere i vari processi, cioè quello che spetta al piano di zona e quello che spetta alla coprogettazione, perché la coprogettazione non è un qualcosa che si definisce nel piano di zona, ma nel piano di zona
si può già iniziare, anzi si dovrebbe già iniziare a scegliere quali sono i settori, quali sono i progetti, quali sono gli ambiti in cui coprogettare e quali sono invece gli ambiti in cui c'è una situazione invece statica, magari in cui i servizi sono resi attraverso, la corrispondenzione dirette stabilite unilateralmente dall'ente pubblico, e quindi è necessario che nel piano di zona, attraverso il contributo di tutti, già si faccia una scelta di quegli ambiti di coprogettazione in cui si svolgerà la coprogettazione o nel quali è necessario l'adozione di specifiche modalità di messa in rete dei servizi. Quindi nel piano di zona queste sono le fasi della formazione del piano che tutti conoscono, che partono dall'individuazione dei bisogni, ascolto, risorse in campo, obiettivi, priorità, azioni. Chi va a parlare nei tavoli del piano di zona? Questo è, se si vuole fare vera coprogettazione, credo che sia un quadro abbastanza variegato all'interno del Veneto, all'interno anche dell'Italia. Però ci sono determinate US che hanno scelto l'elezione, altri che hanno scelto un rappresentante per ogni forma giuridica di ETS e altri che hanno fatto altre scelte. È importante l'accesso ai tavoli tematici e appunto la scelta degli ambiti e servizi sui quali fare coprogettazione. Allora qui per qualsiasi consiglio che si può dare a qualsiasi ente pubblico e a qualsiasi ETS per attivare una coprogettazione è partire dal servizio, non partire dai ruoli, ma partire dall'esigenza, per cui esistono determinati servizi nei quali l'ente pubblico si accorge che ha bisogno maggiormente di aspetti innovativi, di progettuali, che non sono semplicemente inquadrabili nella forma corrispettiva, voglio un servizio e lo pago. E non ingessarsi, il piano di zona non è il luogo della coprogettazione. Andiamo a vedere, vado un po' veloce, andiamo a vedere proprio i meccanismi della coprogettazione. Allora, l'articolo 7 del DPCM 33 del 2001, che è quello attuativo della 328 del 2000, qualificava la coprogettazione, cioè stabiliva che la coprogettazione aveva come requisito indispensabile la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali attraverso queste istruttorie pubbliche. Allora, il carattere della sperimentazione, della innovatività è un carattere sicuramente peculiare della coprogettazione. Però, ai sensi del codice del terzo settore, non è più così, nel senso che l'articolo 55 parla più in generale della definizione e eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti. Quindi, diciamo, c'è uno spettro molto più, uno strumento molto più esteso che non necessariamente che può anche prescindere dall'aspetto innovativo e sperimentale. È ovvio che però cosa dovrà avere in sé nel cuore la coprogettazione? Beh, sicuramente una modalità nuova nell'affrontare il problema, perché fare un progetto significa innovare o mettere insieme. Su questo, sui principi della coprogettazione, vi segnalo che comunque ANAC si è espressa con le indicazioni, cioè ANAC aveva già fatto una delle linee guida, la numero 32, sull'affidamento dei servizi sociali. Per un po' di tempo è stata oggetto di revisione, adesso il Consiglio di Stato ha detto che in realtà questo tipo di linee guida ANAC non può rilasciarle perché non riguardano ambiti coperti dal codice dei contratti pubblici, dei contratti degli appalti, però vi segnalo che offrono degli spunti interessanti anche in relazione al sistema di coprogettazione. Allora, qual è la procedura di coprogettazione? Beh, questa è la procedura standard delineata da ANAC e che può essere presa ad esempio. Quindi parte da una pubblicazione di un avviso di interesse per l'individuazione dei soggetti con cui coprogettare. Quindi è necessario che l'ente pubblico, magari su iniziativa dell'ETS, perché l'ETS può farsi promotore
di un progetto di coprogettazione, individui in questo avviso il progetto di massima, i criteri e le modalità per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi. Deve inserire dei requisiti di ordine generale? Beh, sicuramente l'iscrizione al RUNTS e la maggior parte degli avvisi per la coprogettazione fanno riferimento anche ai requisiti del codice dei contratti pubblici per la conclusione di accordi con la pubblica amministrazione, quindi l'inesistenza di condanne, l'inesistenza di uno stato di fallimento e via dicendo. L'avviso dovrebbe specificare se la procedura di coprogettazione è destinata a definire un progetto oppure se è anche destinata a assegnare la gestione. Poi la seconda fase è quella dell'individuazione del soggetto, dei soggetti partner con cui coprogettare, quindi parte dalla valutazione dei requisiti di ordine generale, di quelli tecnici, professionali, sociali di esperienza, le capacità razionali di rete, le caratteristiche della proposta progettuale e i costi del progetto. Allora, qui varia molto da territorio a territorio per quello che è la mia osservazione, perché ci sono tanti bandi di coprogettazione che tutto sommato corrispondono a dei procedimenti di selezione di gara molto simili al codice degli appalti. E dipende molto anche dal servizio, dall'ambito territoriale e dall'oggetto del servizio che è posto a base, che è l'oggetto della coprogettazione. Comunque in ogni caso, se è un procedimento amministrativo, certamente dovrà prevedere dei criteri di ingresso, dovrà prevedere dei criteri sulla base dei quali i progetti possono essere presentati e i progetti poi verranno valutati. Quando si è scelto il soggetto o i soggetti con cui coprogettare, si apre la fase vera e propria della coprogettazione. Ecco, questo è il nucleo, perché molti enti pubblici fanno sostanzialmente una gara tra progetti, scelgono un progetto e con il soggetto che ha presentato il progetto migliore poi apportano alcune modifiche settoriali e stipulano la convenzione. In realtà, se vogliamo parlare di vera e propria coprogettazione, è una coprogettazione che coinvolge su uno stesso progetto ma più soggetti, oppure più soggetti che insieme costruiscono da 2 o 3 progetti un unico progetto. E il momento finale è quello della convenzione, che deve avere delle caratteristiche che vedete lì scritte. Quindi questo è lo schema, le due opzioni quando un solo soggetto è partecipante o sono più soggetti partecipanti. Questa può essere una decisione della pubblica amministrazione di selezionarne solo uno, può presentarsi un solo soggetto coprogettante, oppure possono essere più soggetti, è quello che abbiamo detto prima. Quindi la discussione critica tra soggetto e tra amministrazione e ETS per la definizione comunque di un progetto unitario. Il Comune evidenzia gli aspetti più utili di ciascuna proposta, valutando di non alterare gli elementi sostanziali di quella che è stata il suo progetto di massima, perché i concorrenti, scusate, gli ETS hanno partecipato a questa coprogettazione sulla base dei criteri che i criteri di massima, l'oggetto, le modalità di massima che la pubblica amministrazione ha dato. E poi ci sono i casi in cui i partecipanti al tavolo trovano un accordo o non trovino un accordo. Se trovano un accordo si lavora alla costruzione di una proposta unitaria, se non trovano l'accordo il Comune prosegue la coprogettazione con i soggetti e soggetti che hanno presentato la proposta migliore. E qui c'è il tema effettivamente della selezione del progetto più importante e migliore. Strumenti per difendere la coprogettazione. Quando io, pubblica amministrazione o ETS, partecipo a una procedura di coprogettazione, come faccio a essere sicuro che sia inattaccabile? Io ve lo dico, questa sicurezza non c'è, perché è un principio comunitario ormai riconosciuto da plurime sentenze, quello per cui gli ETS sono operatori economici. Anche le associazioni di volontariato sono nel significato europeo degli operatori economici quando offrono un servizio verso un corrispettivo. E quindi non è la qualifica di ETS il fatto che
distingue o può derogare alla normativa del codice degli appalti. Sicuramente una procedura di coprogettazione che rispetta i principi che abbiamo detto prima subirà pochi rischi, limitati rischi di essere messa in discussione, cioè se rispetta i principi di pubblicità, di trasparenza, di partecipazione, di massima partecipazione degli ETS e della parità di trattamento. E qui c'è stato, Marco Ferrero faceva riferimento a quel parere del Consiglio di Stato, certamente a cui poi ci sono state varie reazioni, inclusa la sentenza della Corte Costituzionale. Sicuramente se la coprogettazione riguarda un servizio in cui riguarda, scusate, un'attività in cui non c'è uno scambio economico e in cui la prestazione è resa dall'ETS gratuitamente o ovviamente attraverso il mero rimborso delle spese vive e documentate non forfettario, sicuramente la procedura di coprogettazione avrà maggiori possibilità, anzi potrà essere del tutto inattaccabile. Sicuramente la procedura di coprogettazione che rispetti, che diciamo sia al di sotto delle soglie comunitarie per i servizi sociali, potrà svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e partecipazione, secondo la libertà che viene concessa anche dal codice dei contratti pubblici alle pubbliche amministrazioni quando vi sono appalti sotto soglia. Sicuramente una coprogettazione, un avviso di coprogettazione che si basa sulla sperimentazione, sull'innovazione, è un elemento fortissimo, è un'occasione fondamentale per rendere salda la procedura, per cui diciamo che più si allontana da un servizio standardizzato o per il quale vi è una retta unilateralmente stabilita, più la coprogettazione può vivere. Creazione di rete territoriale. Ecco, questo è fondamentale. Siamo quasi in chiusura, giusto per avvisare. Sì, grazie. La creazione della rete territoriale, nel quale si instaura il rapporto tra volontariato, associazionismo e cooperazione sociale. Cioè questa è la vera sfida della coprogettazione, è che ognuno di questi soggetti, nelle sue peculiarità, svolga un ruolo attivo e fondamentale anche nell'attivazione, anche come rete territoriale in relazione a uno specifico servizio. Questo lo salto. Ovviamente la coprogettazione, se si basa sulla presentazione di progetti e valutazione di progetti, deve massimamente seguire il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e anzi dovrebbe essere basata in primo luogo sulla qualità del progetto e la capacità di creare rete. Sicuramente una coprogettazione in cui vi sia un apporto di risorse da parte del terzo settore si allontana dalle logiche dell'appalto, e quelle sono le occasioni, senza che l'ente pubblico ovviamente richieda servizi gratuiti, però nelle quali i soggetti mettano in comune le proprie risorse. La coprogettazione può essere un luogo di mera definizione del capitolato, insomma, di quello che è l'oggetto di un possibile nuovo servizio. Questo può portare anche solo alla definizione di quello che è necessario. Bisogna però stare attenti all'esistenza di conflitti di interessi, perché ci può essere un vantaggio competitivo di chi ha partecipato alla coprogettazione che poi può sfruttare in una successiva fase di gara, e quindi è aperta la questione della riservatezza sui progetti che hanno presentato i vari soggetti. La tendenza delle pubbliche amministrazioni a fare gare su progetti, nell'ottica della coprogettazione deve tenere conto che non tutti gli ETS hanno capacità progettuale, e quindi la coprogettazione può essere anche il luogo dove si arriva senza un progetto, senza un vero e proprio progetto, ma si aderisce a un progetto altrui.
E poi c'è la tematica del coinvolgimento del profit, perché l'apporto del terzo settore in ambito di coprogettazione, anche dal punto di vista economico, può essere anche quello di fare quello che l'ente pubblico non può e non riesce a fare, cioè il reperimento di risorse pubbliche dal settore profit. Mi fermo, volevo affrontare la questione del volontariato. Il volontariato è, parlo in 5 minuti perché me ne occupo da molto, il volontariato ha subito, è massimamente valorizzato dal codice del terzo settore, perché il codice dice che il volontariato è colui che svolge un'attività gratuita, spontanea, senza fini di lucro, anche per il tramite di un ente del terzo settore. Quindi diciamo che tutti gli enti del terzo settore possono avere volontari. Ecco, qui il tema è il rapporto, questo scusate ma ormai lo salto, vediamo se riesco a farvi... Arrivo all'ultima slide per dirvi la coprogettazione coesiste con le opzioni, l'altra opzione del convenzionamento tra enti pubblici o di via APS di cui abbiamo parlato prima. Allora, sicuramente diciamo che il convenzionamento può essere un'opzione anche all'esito della procedura di coprogettazione. È conservata la possibilità della pubblica amministrazione di fare dei convenzionamenti. È inasprita, diciamo, il rigore attraverso, in relazione al carattere forfettario del rimborso spese, nel senso che il codice del terzo settore dice chiaramente che il corrispettivo, il pagamento del servizio che la pubblica amministrazione chiede alla APS o all'ODV non può costituire in alcun modo un corrispettivo, ma deve limitarsi unicamente al ristoro delle spese sostenute, effettivamente sostenute e documentate. Il convenzionamento che rapporto può avere con la coprogettazione? Beh, io direi che nella misura in cui gli enti di volontariato che non hanno un rapporto stabile di convenzionamento con l'ente pubblico o lo hanno, si sganciano da questa logica, entrano a far parte dei tavoli di coprogettazione, beh, è un'occasione anche per loro, perché escono da una logica di scambio e di rapporto unilaterale e si siedono insieme agli altri enti del terzo settore intorno all'unico tavolo. Ho detto molte cose, spero di... Ovviamente non ho dato grandi risposte, ma ho cercato di individuare tutti gli elementi sul piatto, magari suscettibili di approfondimento in relazione alla specifica procedura, singola procedura di coprogettazione, in prossimi seminari. E vi ringrazio.